Regione Veneto già al lavoro in vista della scadenza che fissa la proroga delle concessioni balneari al 2023. Priorità salvaguardare il comparto turistico del litorale sia per i fruitori che per gli operatori del settore. La legge alla quale sta lavorando il governo potrebbe di fatto ricalcare la normativa regionale veneta con la quale vengono riconosciuti il valore commerciale delle aziende e gli investimenti realizzati dai concessionari. La Regione Veneto conta molto su questo comparto, il comparto demaniale, diciamo, in Regione Veneto per noi su 70 milioni di turisti, 35 hanno a che fare con la costa veneta, quindi per noi diventa fondamentale il tema delle concessioni demaniali. Il ministro Garavaglia ci ha garantito che ci sarà un intervento legislativo nazionale. In attesa di vedere quella che è la loro proposta, noi abbiamo fatto una proposta veneta che ricalca un po' appunto la legge 33 nostra, che in sostanza dice che si deve andare a gara, quindi nessuno di noi ha intenzione di fare proroghe a chissà quale anno, ma farlo mettendo dei criteri e dei principi base che tutelino un po' i nostri concessionari uscenti. Ad assecondare la proposta anche le categorie turistico-balneari, le quali ritengono giusto andare a gara, fissando però quei criteri che assicurano da un lato il rispetto della norma europea e dall'altro il riconoscimento degli investimenti fatti dai balneari. Soprattutto tutelare coloro che hanno fatto degli investimenti in passato, che gli debbono essere riconosciuti, e in ogni caso prevedere in questa concessione di gara di dare dei punteggi maggiori a coloro i quali sono disponibili a fare degli investimenti che possono essere in aumento delle strutture ricettive lungo la spiaggia, quindi garantire maggior servizi ai turisti, oppure possono essere anche interventi di difesa del suolo, perché noi abbiamo ogni anno purtroppo il problema dei ripascimenti, il problema dell'erosione della spiaggia, e quindi abbiamo anche la necessità che i privati facciano investimenti assieme alla Regione Veneto su questo tema.